Se uno sta bene con se stesso, sta bene fisicamente, psicologicamente, è inevitabile che può dare solo benessere e bellezza. L'obiettivo è rivedere e riconoscere attraverso le due indagini e quello che sarà anche successivamente sviluppato se le due categorie hanno delle criticità relativamente al muscolo scheletrico e comunque anche all'adeguamento, sulla sostenibilità per quanto riguarda sia la persona fisica che anche gli ambienti di lavoro. Allora, con il nostro studio sostanzialmente ci siamo concentrati su quella che è la prevalenza dei disturbi muscoloscheletrici negli operatori del benessere, sia gli acconciatori, sia gli estetisti, sia anche i trattatori. Abbiamo raccolto più di un centinaio di questionari e le prime evidenze mostrano come i distretti maggiormente colpiti sono soprattutto il rachide cervicale, la spalla, il polso e la mano, che sostanzialmente sono anche i distretti corporei maggiormente utilizzati durante le attività lavorative. A queste andremo sostanzialmente ad integrare quelli che sono le analisi dei rischi del lavoro specifico. Abbiamo analizzato tutte quante le attività tramite i video raccolti, lo stile di vita degli operatori, le abitudini al fumo, all'alcol, al sonno, all'attività fisica, che sono quegli altri fattori che possono influenzare la presenza o meno dei disturbi muscoloscheletrici, per riuscire a capire quanto il lavoro impatta sulla sintomatologia del disturbo vero e proprio. Maggiori sono i numeri di questionari, migliore sarà la statistica che verrà fatta poi, quindi dal punto di vista scientifico il lavoro avrà veramente un peso con delle pubblicazioni. Dovremmo tutti avere un po' più di consapevolezza per compilare questi questionari che sono fondamentali per conoscere la salute di tutti e per capire quali sono le criticità del nostro settore. Nessuno si prende cura di chi si prende cura delle persone, quindi abbiamo deciso con tutto il consiglio del sistema benessere, parrucchieri e estetiste, di fare questo studio per capire alla fine chi si prende cura delle persone e come va curato, perché alla fine se noi stiamo bene, siamo felici, diamo anche felicità alle nostre clienti. Con questi dati riusciremo piano piano, valutando i punti critici che ne escono, valutare poi come aiutare le persone. Sono due i fattori che escono importanti da questo studio e da questa collaborazione. Uno, che il fitness può dare una mano alle categorie. Due, che le persone devono cominciare a volersi bene, non pensando sempre che sia qualcuno che aiuta, ma bisogna che qualcuno cominci a aiutarsi da solo anche. GMAB è un progetto che fortemente è stato voluto, in cui è stato creato una ricerca proprio, andiamo a una ricerca scientifica di rilevare quali sono i rischi e come possiamo prevenire nel tempo che la nostra salute fisica non va a peggiorare, in quanto noi siamo portatori di benessere, siamo un esempio per i nostri clienti che offriamo benessere, anche noi dobbiamo prenderci cura del nostro corpo. Svolto questa ricerca, questa indagine tra gli operatori del benessere per andare appunto a capire qual è il livello di sostenibilità. È emerso che c'è una buona sensibilità alle tematiche ambientali, alla sostenibilità, perché abbiamo visto diversi interventi che riguardano ad esempio l'efficientamento energetico e altri interventi che riducono quelli che sono gli impatti ambientali legati ai consumi energetici, ma ci siamo anche accorti che forse la sostenibilità ambientale non è ancora vista come una leva strategica da parte degli operatori, nonostante i clienti, i consumatori siano sempre più sensibili a questo tema.
Il mio intervento ha a che fare con l'esperienza del bello, quindi l'esperienza del bello passa attraverso il corpo e quando si parla di corpo appunto si parla di consapevolezza, di sensi, percepire prima attraverso il corpo e dopo in caso anche razionalizzare queste esperienze che qualsiasi persona può vivere. È importante che le persone che lavorano sul benessere ragionino anche sul proprio corpo proprio perché c'è un trasferimento, una ricaduta nelle persone che vengono trattate e se non conosciamo la propria consapevolezza, anche il gesto che viene applicato sulle persone che poi fruiscono della bellezza che la persona trasferisce non potrebbe avvenire in maniera professionale.